La Polizia di Stato lancia la campagna di informazione sull'estate sicura. L'estate richiama il desiderio di viaggiare e sono tanti gli italiani che in questo periodo lasciano le proprie case per dirigersi verso altre mete turistiche. La Polizia di Stato durante il periodo estivo è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio, ma anche con l'intensificazione di servizi di prevenzione dei reati predatori. Occorre anche da parte del cittadino adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni. I consigli che danno gli agenti della Polizia di Stato, tra i tanti, sono quelli di assicurarsi prima di lasciare l'abitazione che gli infissi siano ben chiusi, la porta d'ingresso chiusa con tutte le mandate, evitare di far sapere che si sta partendo a pubblicare sui social network foto, storie e commenti, programmi di viaggio, le mete, le date di rientro e ogni altra notizia che possa fornire eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa. Avvisare quindi della partenza i vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori, sospetti, eventuali persone sconosciute che si aggirano nella zona. Tra i tanti consigli anche quello di considerare l'installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza. Si raccomanda infine al rientro delle vacanze di non entrare in casa, chiamare immediatamente il 112 nel caso in cui si dovesse trovare la porta aperta socchiusa ovvero chiusa dall'interno. L'ingresso istintivo nell'abitazione potrebbe causare una reazione violenta del ladro che si trovasse all'interno. Nel caso in cui invece rientrando a casa il cittadino dovesse trovare la casa a suo quadro, si consiglia per garantire un buon esito delle indagini di non toccare nulla, contattare la polizia al fine di non commettere eventuali fonti di prova. È arrivato finalmente il momento delle vacanze estive, ma non si può partire senza i consigli della Polizia di Stato. Chiudere bene casa, gli infissi interni ed esterni e la porta d'ingresso dando tutte le mandate. Se presente, attiviamo il sistema di allarme. Oggi la tecnologia mette a disposizione a costi contenuti delle telecamere che ci avvisano in tempo reale se dentro casa si muove qualcuno. Meglio avvisare della nostra assenza a un vicino di casa, al quale chiedere anche di ritirare la posta in modo da non dare l'impressione che dentro casa non ci sia nessuno. Arrivati sul luogo di villeggiatura, meglio resistere alla tentazione di scrivere sui social network dove siamo, perché renderemo noto a tutti il fatto che siamo lontani da casa per molto tempo. Se tornando a casa trovate la porta socchiusa e avete il sospetto che all'interno ci possa essere qualcuno, meglio non entrare, ma chiamare il numero di emergenza 112 e attendere l'arrivo della volante. Buone vacanze dalla Polizia di Stato.